Buongiorno a tutti, sono Nicola Freddo della direzione ICT della Regione del Veneto. Siamo qui per il terzo incontro del ciclo oltre il PNRR. Ci sono numerosi interventi, per cui iniziamo subito. Vi condivido la mia presentazione e iniziamo. Eccola qua. Bene, questo è il terzo evento del ciclo di incontri oltre il PNRR. Sono stati organizzati con la Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali e ha lo scopo di approfondire il nuovo piano triennale e con dei focus sui processi previsti dai bandi PNRR, naturalmente con una vista oltre quelli che sono gli impegni che il PNRR ci ha portato in questi ultimi mesi e sarà per i prossimi anni. Dicevo, è il terzo, quindi abbiamo fatto un incontro sulla gestione delle notifiche dell'APIO, uno sull'identità digitale, questo sulla gestione del cloud, il prossimo sarà sui servizi digitali. Trovate tutte le informazioni su MyExtranet e al termine comunque dell'evento avrete anche le slide della presentazione. La coalizione, se volete approfondire, troverete le slide, il link al riguardo. E come dicevo, è un modo per valorizzare le esperienze del territorio e scambiarsi le esperienze. Tutti i temi della transizione digitale sono approfonditi attraverso una serie di gruppi, ne abbiamo 19. Il gruppo che è destinato insomma, a approfondire il cloud è denominato Cloud Computing e PSN, in maniera sintetica GDA PSN. Sempre su Maestro ne trovate tutte le istruzioni per iscrivere i gruppi e richiedere di collaborare. Prima di iniziare, facciamo partire un breve sondaggio, ce ne saranno altri nel corso degli interventi, quindi Federica puoi farlo partire. Vi comparirà sullo schermo le domande a cui rispondere, sono molto semplici. La prima è se avete competenze specialistiche in ambito cloud, se ci sono figure con competenze specialistiche nel vostro ente e se siete interessati a partecipare al GDA. Federica, sondaggi, faccio partire io, prima parte, lancio il sondaggio. Ok, dovreste vedere le domande a cui rispondere. Non siete obbligati, però insomma, naturalmente tutte le informazioni che raccogliamo sono utili a noi per migliorare i nostri servizi e per capire anche, insomma, com'è la situazione sul territorio. Sappiamo che le figure professionali in ambito ICT e cloud in maniera specifica non sono molto presenti, quindi infatti il sondaggio che sta raccogliendo le informazioni sta confermando. Per quanto riguarda il GDA, naturalmente potete anche rispondere di che non sapete se partecipare o meno, insomma ci sarà occasione per approfondire le modalità di gestione dei gruppi e i vostri interessi. Un 50% dei partecipanti ha già risposto, forse anche qualcosa in più. Negli ultimi secondi, poi termina il sondaggio. Va bene, insomma, abbiamo già raccolto una sessantina di risposte. Vi condivido i risultati, dovreste vedere sullo schermo. Allora, per quanto riguarda le competenze specialistiche, un 20% di presenti hanno comunicato, hanno competenze, l'80% dicono di no, comunque all'interno dell'ente, anche qui insomma, la percentuale è circa quasi il 50% dicono che sono competenze specialistiche, quindi siamo tutti contenti. Per quanto riguarda i GDA,
quindi il 20% ha dato risposta positiva. Interrompo la condivisione dei risultati e proseguiamo. Vediamo come saranno gli interventi della giornata. Allora, sono numerosi, come dicevo, il primo sarà un'introduzione fatta da me sul piano triennale, quali sono le azioni e le scadenze, poi un intervento di Alessandro Zanni del team territoriale del Dipartimento per la trasformazione digitale sulla migrazione al cloud come gestione e strategia, poi ci sarà Matteo Scarpa della direzione di Regione del Veneto, si occupa della convergenza modelli architetturali ICT e parlerà della qualificazione dei servizi cloud di Regione Veneto che abbiamo portato avanti sui nostri prodotti. Poi Luigi Bellio sulla conduzione dei servizi in cloud e l'esperienza sempre regionale del mondo mai. I criteri per l'adozione e le variazioni contabili, ci sarà Mauro Bellesia, ragioniere capo del Comune di Vicenza. E poi l'intervento del territorio, il PSN, sul PSN con l'esperienza dell'ULS Euganea, con ingegnere Nicola Canato, il dirigente dell'ULS, un intervento anche di Telecom Italia che si occupa del PSN con Sandro D'Antimo. E infine un intervento dell'ingegnere Trapattoni, amministratore delegato di PA Digitale, sulla sicurezza dei servizi in SaaS e racconterà l'esperienza che c'è stata nell'interruzione di servizi dovuti a quest'inverno, una serie di problemi di varia natura. Quindi iniziamo a vedere cosa c'è scritto nel piano triennale per l'informatica, che è stato approvato il 12 gennaio all'inizio di quest'anno. Non ha avuto alcune modifiche sostanziali. C'è una prima parte che è dedicata alle componenti strategiche, è stata rimasta inalterata la parte delle componenti tecnologiche e infine è stata introdotta una sezione sugli strumenti dove ci sono modelli e buone pratiche sul come affrontare la trasformazione digitale. Sempre nel piano sono illustrati tutti gli 11 principi guida. Per ognuno ci sono il principio declinato, la definizione, le norme di riferimento. Quello che interessa a noi in questo caso è il cloud. Ricordiamo che il cloud come prima opzione, cloud first, cioè che tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare questo paradigma sia nella costruzione di infrastrutture digitali che per la erogazione di servizi. Il capitolo dove troviamo il cloud è trattato tutto nel capitolo 6 infrastrutture. Ci sono alcuni punti essenziali che tutti gli enti devono mantenere ed è l'attuazione del principio cloud first, assicurare la sostenibilità economica e finanziaria di tutti i servizi attivati e la gestione dei servizi in cloud deve essere presidiata dall'ente in tutto il ciclo di vita. È necessario quindi di verificare sia gli impatti sui costi correnti che sugli investimenti in conto capitale. Eh, All'interno dell'ufficio RTD, l'RTD deve avere la disponibilità di competenze specialistiche sul cloud, è una delle richieste del piano triennale. Per questo che gli RTD hanno un compito ben preciso, che è quello di pianificare la migrazione e l'abilitazione al cloud e devono individuare il modello di gestione del ciclo di vita dei servizi in cloud che può essere fatto in forma singola o in forma associata. E naturalmente deve immaginare e programmare la pianificazione andando verso un'architettura a microservizi. Su questo non entro nei particolari, ma il piano triennale ne definisce tutte le caratteristiche di quello che è, diciamo, il modello a cui si deve tendere. I target nazionali per il 2024 sono quello di portare 4.083 amministrazioni in cloud, per il 2025 il 75% delle amministrazioni deve completare la realizzazione dei piani di migrazione che hanno presentato per il PNRR e nel 2026 il 100% delle amministrazioni deve aver completato i piani di migrazione. Per quanto riguarda le linee d'azione a livello nazionale, è previsto entro gennaio, ma hanno già
prorogato l'adozione di un regolamento per il cloud e a giugno 2024 il censimento delle informazioni dei centri di elaborazione e la definizione di un piano d'azione per gli accertamenti dell'attuazione della migrazione. Settembre 2024 è previsto una predisposizione di un documento riepilogativo a livello nazionale sui progetti di migrazione conclusi e un altro a fine giugno 2026, quindi tutto orientato alla verifica dei piani di migrazione. Tutte le linee d'azione delle pubbliche amministrazioni invece sono orientate a eh, diciamo, alla migrazione, sempre verso il cloud. Ci sono una serie di linee di azione vigenti che dobbiamo ricordare che non sono state annullate, per cui chi è proprietario di data center di tipo B devono chiedere l'autorizzazione per investimenti e spese, così come quelli per il gruppo A continuano a gestire i data center in coerenza con quanto previsto dalla strategia. Le PA avviano il percorso di migrazione, questo è attualmente ancora in vigore, e devono applicare il principio di cloud first, come abbiamo detto più volte. Sempre a linee d'azione vigenti, devono aggiornare l'elenco e la classificazione dei dati e dei servizi in presenza di ulteriori dati e ulteriori servizi. Questa è un'operazione che è stata fatta a agosto di un anno e mezzo fa, 2 anni fa, ed è stata fatta per il PNRR, però sappiate che quella classificazione è sempre valida e deve essere tenuta e mantenuta nel tempo, secondo le variazioni. Gennaio 2024 ehm, trasmettono le informazioni, le PA, quindi le pubbliche amministrazioni trasmettono le informazioni relative allo stato di avanzamento dei piani di migrazione e verificano la conformità del regolamento, che però in questo caso non è ancora stato emanato. Rimangono tutte le informazioni che abbiamo dato prima, a settembre 2024 il primo step e a giugno 2026, come abbiamo detto, il 100% delle amministrazioni devono concludere la migrazione in coerenza con il piano di migrazione presentato. Vengono messi a disposizione una serie di strumenti per le pubbliche amministrazioni, in questo caso si fa riferimento al sito Cloud Italia, c'è il manuale di abilitazione al cloud, un framework di lavoro e un kit con metodologie, strumenti e buone pratiche sulla migrazione, sono tutti orientati al programma nazionale di abilitazione al cloud. Diciamo che il mio intervento è stato un po' veloce, però sono tutte informazioni che ritrovate nel piano triennale 2024-26, anche perché vorrei dare spazio agli interventi successivi. Questo sondaggio lo manderemo dopo l'intervento che arriverà ora di Alessandro Zanni, migrazione al cloud tra gestione e strategie. Ringraziamo Alessandro per la presenza e anche tutto il team territoriale del Dipartimento di Trasformazione Digitale che segue il nostro territorio per la trasformazione PNRR, ma che ci ha anche aiutato nella gestione nella realizzazione di questi incontri. Prego Alessandro, puoi iniziare. Si vede benissimo, puoi procedere. Ok. Ok, buongiorno a tutti, grazie Nicola. Sono Alessandro Zanni, Technical Implementation Manager del Dipartimento Trasformazione Digitale e in questa presentazione cercherò di darvi un overview su come il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha approcciato la migrazione in cloud, partendo dalla strategia Cloud Italia, e di come stiamo supportando gli enti anche in questo momento tramite gli assessment. Per prima cosa volevo farvi vedere un po' di numeri. Allora, per quanto riguarda la misura PNRR 1-2 di migrazione al cloud, ci rivolgiamo a circa 13.400 enti in Italia. L'adesione all'avviso è stata piuttosto alta, ci sono stati quasi 500 comuni soltanto in Veneto, 7.340 in Italia, per una quantità di finanziamenti solo in Veneto di quasi 60 milioni di euro.
Ci sono stati 460 progetti finanziati, pochissimi dei quali ancora da avviare, la stragrande maggioranza è o in avviato, quindi vuol dire che stanno implementando i progetti in questo momento, oppure già in asseverazione, quindi progetto completato in attesa dell'asseverazione tecnica. Alcuni sono arrivati anche in fase di liquidazione. E sono stati richiesti per i comuni in Veneto più di 6.000 servizi e la quasi totalità della migrazione è rivolta verso aggiornamenti in sicurezza, quindi in particolare verso SAS. Come riportava anche Nicola prima, queste sono le principali, diciamo, scadenze che abbiamo. Nel 2021 siamo partiti, nel 2023 ci sono stati 12.464 enti con piano di migrazione presentato. Quest'anno avremo una nuova milestone dove almeno 4.083 enti dovranno essere migrati in cloud, per poi arrivare al 2026 dove la totalità degli enti che hanno presentato il piano di migrazione dovrà essere effettivamente trasferita in cloud. Ok, per quanto riguarda la strategia Cloud Italia, sappiamo tutti, siamo partiti dall'emergenza pandemica, abbiamo iniziato un processo di trasformazione digitale, in particolare ci siamo focalizzati sulla trasformazione della pubblica amministrazione. E l'obiettivo primario della digitalizzazione della pubblica amministrazione è proprio quello di spostare servizi verso il cloud e la misura cloud ha un ruolo centrale all'interno di questa trasformazione. In generale, la strategia Cloud Italia ci pone tre sfide principali: l'autonomia tecnologica, controllo sui dati e la resilienza dei sistemi. Allora, per quanto riguarda l'autonomia tecnologica, questo si rivolge soprattutto al fatto che le infrastrutture cloud che fanno parte di aziende europee hanno in questo momento un valore abbastanza residuale, inferiore al 10%. Dobbiamo cercare di aumentare questo valore rispetto invece alle quote di mercato detenute da aziende extra Europa. Sul controllo dei dati, la gestione dei servizi in cloud da parte dei fornitori, ovviamente fuori dall'Unione Europea, pone un rischio legato alle loro normative. Pertanto, si è cercato di classificare i servizi e i dati in modo tale che certi dati debbano rimanere in Europa. Aspetti di resilienza nei confronti di attacchi cyber security, guasti tecnici, tramite ad esempio accorgimenti di tipo procedurale, tecnico, di sicurezza, ridondanza, interoperabilità, eccetera, eccetera. L'obiettivo della strategia Cloud Italia è quello di fornire quindi l'indirizzo strategico per l'implementazione e il controllo di soluzioni cloud alla pubblica amministrazione. E questo ci dà l'opportunità di migrare in cloud da parte della pubblica amministrazione i servizi in modo tale da fornire servizi digitali, utilizzare infrastrutture tecnologiche sicure, efficienti, affidabili, rispettare la privacy e appunto garantire i tre punti della slide precedente della strategia Cloud Italia, quindi autonomia strategica del paese, controllo nazionale sui dati e sicurezza. No, il cloud computing è un nuovo paradigma, anche se ormai l'abbiamo iniziato un po' a conoscere. Le caratteristiche principali che introduce il cloud computing sono l'agilità dei servizi, quindi ho servizi standardizzati, attivabili in modo sistematico, elasticità, quindi servizi scalabili a seconda dei picchi di carico, posso avere più o meno richieste a seconda di quante richieste ho una certa quantità di risorse a disposizione per poter erogare quel tipo di servizio. E questo avviene in modo trasparente. Multi-tenant, ovvero operazioni in contemporanea e in sicurezza su dati e sistemi da parte di utenti diversi. Tipicamente i modelli di servizio del cloud computing sono tre e diciamo anche nell'avviso di migrazione al cloud si parla di questi tre modelli di servizio. IaaS, PaaS, SaaS. IaaS, Infrastructure as a Service, indica che ci riferiamo a servizi infrastrutturali, tipica virtual machine che viene spostata viene creata in cloud e spostiamo i sistemi sopra quella virtual machine. PaaS, Platform as a Service, ovvero servizi di piattaforme computazionali
E quindi in questo caso ho l'erogazione di ambienti preconfigurati, amministrati per lo sviluppo di specifiche applicazioni. E poi il SaaS, invece, Software as a Service, ovvero servizi applicativi per l'erogazione direttamente di un'applicazione agli utenti finali. Come forse già sapete, all'interno della misura 1-2 si può scegliere tra due tipologie di migrazione: trasferimento in sicurezza di infrastrutture IT, aggiornamento di applicazioni sicure in cloud. Qual è la differenza? Allora, il trasferimento in sicurezza delle infrastrutture IT vuol dire che io applico una strategia di tipo lift and shift o rehost ai miei sistemi, ovvero migro in cloud il servizio comprensivo di applicazioni e dati, ma non vado a modificare l'applicativo. Quindi copio pari pari quello che ho on-premise sui miei sistemi verso il cloud. Per quanto riguarda invece l'aggiornamento, in questo caso utilizzo strategie diverse, come ad esempio Replace, Re-Architect, Replatform, eccetera, e permettono di utilizzare software di tipo cloud native per andare a sostituire una parte oppure completamente il servizio che ho sui miei sistemi. Questo tipo di scelta all'interno del bando si può fare per ciascuno dei servizi, quindi può essere che un ente abbia alcuni servizi che migra in trasferimento e altri in aggiornamento. Questa invece è la famosa tabellina dei scenari di ammissibilità presenti nel bando, dove viene indicato quale tipo di origine ci può essere, quindi sono 5 diverse origini: on-premise destrutturato, strutturato, IaaS, PaaS, SaaS, e in quali destinazioni possono andare: IaaS, PaaS o SaaS qualificati. A seconda di quale origine ho al momento dell'inizio della migrazione e a quale destinazione arrivo al termine della migrazione, posso capire se la mia migrazione è ammissibile all'interno di questo bando. Ecco, siccome nella slide iniziale dicevo che ci sono parecchi enti che sono già in asseverazione o che comunque sono in fase di completamento, volevo darvi un'idea di qual è il flusso di asseverazione e quali sono le varie fasi. Allora, quando un ente arriva in asseverazione, la prima cosa, l'ente dichiara di aver completato l'attività, il punto 1. In questo momento il progetto passa dall'ente in carico all'asseveratore. Quindi l'asseveratore svolge le verifiche di conformità tecnica, ovviamente verifiche diverse a seconda della misura in cui ci troviamo, e arriviamo a dare un esito che può essere di tre tipi. Migliore dei casi, esito positivo, l'asseveratore quindi scrive il verbale di conformità tecnica, l'ente richiede l'erogazione del finanziamento, quindi accede ai controlli formali e alla fine ottiene la liquidazione. Un altro possibile esito invece è quello di esito parziale. In questo caso l'asseveratore richiede integrazioni all'ente. Quindi di nuovo il progetto passa quindi in carico dall'asseveratore all'ente, l'ente avvia la rilavorazione del progetto, ovviamente entro la scadenza del cronoprogramma, e una volta completato dichiara di aver completato l'attività e torna al punto 1. Oppure il terzo esito negativo, l'asseveratore scrive il verbale di non conformità e quindi il Dipartimento revoca il finanziamento. Quindi la documentazione fornita dall'ente per entrare nel processo di asseverazione è l'input per le verifiche. Poi il processo asseverazione si compone di alcuni passi che riepilogo in questa slide, principalmente 4. Allora, nella prima parte dell'asseverazione viene verificato che gli applicativi siano stati regolarmente acquistati tramite determina, contratto, e all'interno di questi documenti l'asseveratore andrà a cercare la data, il nome dell'applicativo e il soggetto attuatore. Dopodiché si va a verificare che gli applicativi siano riferiti effettivamente a soluzioni qualificate su Marketplace ACM. Poi si va a verificare che il servizio sia stato correttamente migrato in tutte le sue parti, insieme ai suoi dati. E infine, nel caso soltanto di migrazione verso SaaS, ci sarà la video call sincrona
dove si andrà a vedere effettivamente che si andrà a verificare l'effettivo funzionamento del sistema. In particolare volevo concentrarmi sul punto 2, quindi la parte di verifica delle soluzioni qualificate su Marketplace ACN. Come forse già sapete, diciamo, ACN ha classificato i servizi e i dati in tre parti. Servizi e dati strategici, la cui compromissione può avere un impatto sulla sicurezza nazionale. Servizi e dati critici, la cui compromissione potrebbe determinare un problema di funzionamento rispetto a funzioni quali della società, salute, sicurezza, benessere economico e sociale del paese. Se invece sono in un servizio che non è né strategico né critico, per tutti gli altri casi, quindi sono in un servizio o dato ordinario. In particolare ci sono due determine di riferimento che sono la determina 306 e determina 307 di ACN. Allora, la determina 306 di ACN va a definire proprio queste tre tipologie di classificazione, quindi dati e servizi possono essere ordinari, critici e strategici. La classificazione in particolare è funzionale al processo di migrazione, quindi ad esempio dati critici o strategici dovranno essere ospitati presso strutture in possesso di requisiti adeguati per ospitare dati critici o strategici. Mentre la determina 307 è quella che regolamenta invece il processo di qualificazione dei servizi cloud e dei data center nella pubblica amministrazione. Quindi il regolamento indica quali sono i requisiti di sicurezza, affidabilità, qualità che devono possedere tutte le infrastrutture qualificate che ospitano dati e servizi alla pubblica amministrazione. E il livello di qualificazione raggiunto stabilisce anche il livello di criticità che un'infrastruttura può ospitare. Scendendo ancora un po' più nel dettaglio, diciamo, la qualifica CN si divide in due grandi famiglie, che sono famiglia infrastrutturale, infrastruttura, quindi quelle che iniziano con QI, e qualificazione invece cloud, quelle che iniziano con QC. A seconda del fatto che sto qualificando un servizio quale data center, quindi ad esempio IaaS, oppure un servizio applicativo. All'interno di queste due famiglie ho 4 livelli di qualifica possibili, che sono QI 1, 2, 3 o 4. Se ho dati ordinari o servizi ordinari, posso andare su un data center di tipo QI1, ad esempio. Se invece tratto dati critici, a quel punto devo avere una qualifica almeno di livello QI2. Se ho dati strategici, devo andare almeno su una qualifica QI3, QI4. Stessa cosa vale per la qualifica per i cloud. Da qualche settimana è online un nuovo portale ACN che è stato aggiornato, che potete trovare a questo indirizzo, all'interno del quale si possono trovare tutte le soluzioni qualificate ACN e pubblicate. È possibile filtrarle e cercarle a seconda del fornitore, della tipologia e anche del livello di qualifica. Ok, infine per l'ultima parte volevo un attimo porre l'accento sulla parte di interoperabilità tra le varie misure PNRR e gli assessment che stiamo conducendo probabilmente con molti di voi. Allora, innanzitutto, cos'è l'assessment digitale? Fondamentalmente è un'evoluzione nel percorso di affiancamento e supporto agli enti, durante il quale andiamo a analizzare le candidature in corso, verificare interconnessioni tra i vari progetti e processi e andiamo a valutare eventuali azioni di rimedio nel caso in cui ci sono dei problemi o ottimizzazione tra le varie implementazioni. In particolare cerchiamo di capire se possiamo aumentare l'interoperabilità tra le varie misure. Caso tipico è il mio ente ha candidato per la misura 1-2 migrazione in cloud,
per migrare i servizi verso il cloud, quindi la parte di back-end, back-office, però ho anche candidato per la misura 142 esperienza del cittadino, per la parte di front-end. È chiaro che questo vuol dire che è facile che il front-end tramite la 141 abbia bisogno dei servizi back-end della 1.2 e quindi è un chiaro esempio di caso in cui serve interoperabilità. Questa slide molto densa serve per darvi diciamo, un quadro generale di come le varie misure, dal punto di vista dell'interoperabilità, si trovano posizionate una con l'altra. Quindi in alto a destra c'è la parte cloud, dove migro i miei servizi verso infrastrutture cloud, un po' più, e quindi mi fornisce tutta la parte di servizio infrastrutturale, parte di back-end. Spostandomi verso sinistra, invece, arrivo a misure più di front-end, come ad esempio appunto l'141 esperienza del cittadino, oppure APIO, misura 143. È chiaro che ci può essere, anzi dovrebbe esserci interoperabilità tra ciò che candido all'interno della misura 1.2 e quello che candido in queste altre due misure. Stessa cosa vale se parlo invece di autenticazione con la misura 144, SPIDE CIE. Anche in questo caso è auspicabile che ci sia interoperabilità anche con questa misura. Giusto per farvi capire che le misure non sono completamente scollegate, silos indipendenti, ma sono collegate una con l'altra. Ok, durante questi assessment che stiamo eseguendo è suggerita la partecipazione di almeno il responsabile della transizione digitale dell'ente, dura tipicamente un'ora e non è richiesta nessuna attività né preliminare né successiva all'incontro. Andranno prese in considerazione tutte le varie misure e per ogni bando verranno fatte determinate domande per capire un po' più informazioni rispetto all'ente. In particolare, ad esempio, se parliamo della 1.2 abilitazione al cloud, si potrebbe parlare dei servizi core, se sono stati attivati o se verranno attivati in futuro tramite il PNRR. Oppure qual è appunto il livello di interoperabilità che hanno raggiunto questi servizi rispetto alle altre misure, oppure che l'ente ha intenzione di raggiungere. Questo lavoro di assessment è partito nel gennaio di quest'anno, soltanto per quanto riguarda il Veneto 560 enti. A oggi, aprile 2024, siamo arrivati a 360 assessment fatti, 80 dei quali svolti in presenza, perché per noi è stata un'occasione anche per incontrare l'ente in presenza. Probabilmente verranno terminati in maggio 2024, sono previsti per giugno, siamo leggermente in anticipo, e i risultati e gli obiettivi di questo assessment appunto sono quelli di cercare di avere un aggiornamento sulla situazione di tutti gli enti, pianificare correttamente le scadenze dei progetti e comprendere il livello di integrazione dei progetti sia nel breve periodo, quindi all'interno, ad esempio, del PNRR, ma anche nel lungo periodo, quindi dopo il PNRR. In questa slide ho cercato di riassumere i principali link degli argomenti che ho toccato in questa presentazione. Vi ringrazio. Grazie Alessandro. Se puoi chiudere la condivisione. Bene, grazie dell'intervento. Quindi siamo passati prima alla definizione degli obiettivi, poi questa panoramica sulla strategia, un po' diciamo, anche un po' di nuovo, di ricordare alcune definizioni penso, spero per tutti conosciute. Infine, quali sono le attività in corso da parte del Dipartimento, soprattutto questa parte di assessment, e passerei la parola a Matteo Scarpa, che invece ci illustrerà quali sono i passi che ha fatto Regione Veneto negli ultimi anni, ultimo anno, per quanto riguarda la qualificazione dei servizi e il processo che abbiamo messo in atto. Prego, Matteo.
Ti confermo che si vede tutto, puoi procedere. Benissimo. Allora, buongiorno a tutti, sono Matteo Scarpa e mi occupo sostanzialmente della parte di infrastruttura e di cyber security in Regione del Veneto e sostanzialmente cercherò di spiegare in maniera molto concisa quello che è stato, diciamo, il percorso di istituzione di quello che è stato definito, battezzato Polo Strategico Regionale per la Regione del Veneto. Mi aggancerò su alcuni concetti dei contenuti, a degli argomenti che il collega prima Zanni ha già spiegato e che probabilmente in alcuni frangenti e per molte persone sono anche già noti. Ehm, Sostanzialmente andrò molto veloce sui primi due punti, diciamo, in agenda, quindi la classificazione dei data center della pubblica amministrazione su cui il data center, o comunque i data center della regione del Veneto si inseriscono per un percorso, diciamo, che è stato definito da Agid prima, ACN e Dipartimento per la Transizione Digitale ora, un percorso, diciamo, che vede coinvolti sia chi diciamo, i propri servizi applicativi, i propri dati li deve in qualche modo andare a migrare con il concetto, no, di cloud first di cui si parlava all'inizio, che aveva presentato Nicola, e però è rivolto questo concetto, diciamo, di classificazione dei dati, questo concetto poi anche di qualificazione delle infrastrutture piuttosto che dei servizi cloud, anche diciamo, a chi poi ha dei data center di priorità che dal punto di vista della classificazione che era stata fatta al tempo da Agit intorno all'anno fra il 2017 e il 2018, aveva diciamo, fatto una classificazione di tutti i data center del panorama italiano, quindi nazionale, dividendo fra diciamo, data center di proprietà e non di proprietà, con cui in totale erano circa 1250 e al tempo la stragrande maggioranza, più del 95%, erano stati classificati come gruppo B, che come è noto diciamo, sono diciamo, dei data center che secondo il pensiero e la strategia di Agit al tempo dovevano prevedere poi una migrazione della propria infrastruttura, dei propri servizi applicativi in altra sede. Su questo si è innestato poi il percorso della strategia, diciamo, Cloud Italia, anche qui che ha diciamo, ripreso poi le redini inizialmente tenute da Agid e che sono state portate avanti, diciamo, le azioni e affinate dall'Agenzia per la Cyber Security Nazionale e il Dipartimento per la Transizione Digitale. Quindi la strategia, qui vado un bel po' più veloce, attraverso le due determine 306 e 307, ha definito dapprima con la 306 quali è la classificazione dei dati ordinari, critici e strategici, ripeto, già prima spiegati, e poi ha definito con la 307 invece un processo di qualificazione di quelli che sono i servizi cloud e di quella che è l'infrastruttura della PA, quindi i data center della PA. Le definizioni, no? La classificazione fra strategici, critici e ordinari penso sia nota a tutti e comunque è anche già stata spiegata prima. Si entra poi quindi nella classificazione, nell'altra determina che ho riepilogato un paio di slide fa e che è la determina 307. La determina 307 ha descritto a gennaio 2022 qual è il processo diciamo, di qualificazione sia dei servizi cloud che dell'infrastruttura PA. Quindi attraverso un processo che prevede una fase prima di classificazione, poi una fase di validazione da parte di ACN secondo dei prerequisiti e poi eventualmente integrando un piano di migrazione se necessario. Regione del Veneto quindi diciamo, ha studiato questo modello, un modello che prevede appunto le qualificazioni a cui si facevano riferimento prima, no? QI, Qualified Infrastructure, e QC, Qualified Cloud, per l'infrastruttura e per i servizi cloud.
Preciso solo un concetto che è molto utile, che è stato utile, diciamo, comprendere nell'analisi e quindi nell'elaborazione del modello di Regione del Veneto, che è quello che per erogare dei servizi cloud, ok, per qualificarsi come servizi cloud QC1, QC2 o QC3 o 4, questi servizi devono sottendere a delle infrastrutture abilitanti. Quindi, se viene qualificata un'infrastruttura, facciamo un esempio di livello 2, ecco che io potrò andare a qualificare dei servizi cloud che sottendono a questa infrastruttura di livello al massimo 2 o inferiori. Quindi, per esempio, si possono qualificare questi servizi come QC1 o come QC2 e questi livelli 1, 2, 3 e 4, anche secondo i codici colori, come potete vedere, ovviamente si differiscono fra l'ordinario, il critico e il strategico, cioè in base a quali dati si possono ospitare sulle infrastrutture o quali dati possono essere gestiti dal servizio cloud. Sulla base, diciamo, di questo modello, ok, di questa analisi, dell'analisi di questo modello, di questo percorso pensato da ACN, dal DTD, ecco che Regione del Veneto, diciamo, ha avviato un percorso non solo basato sulle determine 300, sulla determine 307 che definiva un po' i requisiti, ma diciamo, questo è servito per dare una spinta al percorso di Regione del Veneto che fra i vari requisiti necessari poi per qualificare o l'infrastruttura o poi i servizi cloud che sottendono a quell'infrastruttura, diciamo, ha avviato un percorso per ottenere una serie di certificazioni che sono necessarie. Sono necessarie ma non sufficienti, nel senso che i requisiti sono molteplici, ma ce ne sono alcuni che diciamo, ne racchiudono molti altri al loro interno, come per esempio le certificazioni, alcune certificazioni ISO. Quindi il sistema di gestione integrato, no? Si parla di sistema di gestione quando si entra nell'ottica, no, delle certificazioni ISO, il sistema di gestione integrato di Regione del Veneto comprende ad oggi le già ottenute certificazioni ISO 9001 per il sistema di gestione della qualità, giugno 2023, per il sistema di gestione della sicurezza dell'informazione, quindi SGSI, per la 27001 per quanto riguarda la parte, diciamo, on-premise o comunque di proprietà, mentre la 17 e la 18 per quanto riguarda la sicurezza dell'informazione sui servizi cloud e sul cloud. Oltre a queste sono in programma, questa, diciamo, sulla sicurezza dell'informazione è stata raggiunta, dicevo, a gennaio 2024, mentre sono in programma altre due certificazioni necessarie per questo modello, che sono la certificazione 22301 per la continuità operativa, siamo in certificazione la prossima settimana, e anche quello per il sistema di gestione dell'impatto ambientale. SGA, che per la 14001 è invece in programma per giugno di quest'anno. Per quanto riguarda invece sempre le infrastrutture, come ANSI 942, il data center secondario su cui è basata l'infrastruttura della Regione del Veneto, che è presso Infocamere in colocation, diciamo, quindi availability zone 2, per usare, diciamo, dei termini legati più al cloud. È stato raggiunto da Infocamere a gennaio 2022 come Tier 3 e invece per quanto riguarda la Regione del Veneto è in corso, diciamo, sono in corso le verifiche e il completamento della manutenzione straordinaria del data center che è stata, diciamo, iniziata all'inizio del 2023 per valutare una certificabilità e una certificazione Tier 3 anche per quanto riguarda quindi la Variability Zone 1, quindi il data center principale della Regione del Veneto. Questo che cosa poi ha comportato? Ha comportato che durante il regime transitorio, determinato proprio da ACN per un regime transitorio che ha previsto un passaggio, diciamo, anche delle competenze da Agit proprio verso quest'ultima ACN, queste certificazioni, ripeto, condizioni necessarie ma non sufficienti, sono state abilitanti per procedere poi con le richieste o comunque con le dichiarazioni di conformità per le qualificazioni di alcuni servizi, oltre che per l'infrastruttura di livello 2, quindi l'infrastruttura di Regione del Veneto è qualificata, è un QI 2. Sono state diciamo anche raggiunte le qualificazioni per alcuni servizi per il momento di livello 1, quindi
i servizi cloud in questo momento che possono ospitare solo dati ordinari. Anche da questo punto di vista è in programma, avendo già un'infrastruttura di livello 2 che ci consente quindi di qualificare servizi cloud di livello 2, è in programma, diciamo, sono in programma gli ultimi adeguamenti per poi poter qualificare, diciamo, questi stessi servizi che vedete qui nella parte, nella parte più bassa, diciamo, della slide in blu, tutti questi servizi di livello 2. Quindi nella fattispecie abbiamo qualificato un servizio IaaS, quindi un servizio che è erogato e che eroga sostanzialmente un'infrastructure as a service, e due servizi PaaS, quindi platform as a service, uno di backup e uno diciamo, di database Oracle Enterprise Edition. Ehm, per quanto riguarda invece i servizi SaaS, quindi software as a service, è un po' meno, diciamo, il mio campo. Forse poi ho visto che fra i relatori c'è anche Luigi Bellio, quindi entrerà forse lui con con il suo intervento più nel dettaglio dei servizi software as a service che erogati da Regione Veneto, ma comunque li ho ricapitolati. Sono 4 servizi che vanno dall'identità digitale allo snodo regionale per i pagamenti e al portale istituzionale con il trittico MyD, MyPay e MyPortal, che probabilmente già conoscete, e poi diciamo, l'edilizia privata, quindi la gestione di pratiche edilizie, la gestione di pratiche urbanistiche e il GAP, che ripeto non è il mio settore, per cui non ricordo proprio l'acronimo, ma comunque questi 3 servizi diciamo, vengono erogati da un applicativo che è noto con il nome di Lizard. Andando avanti, quindi attraverso queste certificazioni poi e tutta una serie di altri requisiti, come ho già detto, che hanno portato poi alla qualificazione di servizi IaaS, PaaS e SaaS che sottendono ad un'infrastruttura qualificata di livello 2, Regione del Veneto ha battezzato, ha denominato la propria infrastruttura, diciamo, fondando quello che è stato definito come polo strategico regionale. Il polo strategico, diciamo, si articola vedete ovviamente non è leggibile lo schema che vedete qui, però insomma lo racconto molto brevemente, ma è uno schema che si articola su 2 availability zone, una a sinistra ed una a destra dello schema, una sul sito primario di Marghera ed uno sul secondario di Padova in collocation con infocamere, e che prevede, diciamo, un'alta affidabilità fra i 2 siti con una business continuity diciamo, in maniera automatica va a definire delle politiche di continuità operativa e che sostanzialmente mette in comunicazione i 2 siti e che va ad integrare in maniera, diciamo, uniforme sia aspetti di rete e di sicurezza, eh, scusate, con aspetti di rete e di sicurezza va ad integrare i 3 servizi, diciamo, di infrastruttura che ho descritto prima, quindi il servizio IaaS, il servizio PaaS di Oracle Exadata, erogato attraverso Exadata, e il servizio di backup erogato attraverso la piattaforma, in questo caso è Rubrik, come brand, ma insomma è una piattaforma di backup. Eh, quindi questi 3 servizi di infrastruttura che dicevo prima, vengono erogati in questa modalità. Qui c'è una piccola, diciamo, panoramica di quello che è il polo strategico dal punto di vista, diciamo, dei servizi che come IaaS e i 2 di PaaS, al quale si aggiunge, perché avendo un'infrastruttura qualificata è possibile anche aggiungere un servizio di collocation, ed è quello che poi abbiamo fatto all'interno del polo strategico. Questo polo strategico è solo in chiusura, diciamo, stiamo deliberando questi servizi in questi mesi, sia verso diciamo, enti sanitari, attraverso poi anche qui il bando multimisura 1112 dedicato proprio alla sanità attraverso il PNRR, e sia ad enti strumentali che comunque come ARPA, Avepa, Veneto Lavoro ed altri enti strumentali che comunque hanno l'obbligo, no, di una migrazione dei propri dati comunque o la qualificazione delle proprie infrastrutture e servizi cloud o la migrazione dei propri dati, dei propri servizi applicativi in infrastrutture qualificate. Quindi stiamo, diciamo, erogando questi servizi cioè, verso queste 2 tipologie di enti. In questo momento, se non un inizio, diciamo, di discussione, di collaborazione con il comune di Padova, se non erro, per quanto riguarda gli enti territoriali, in questo momento non c'è ancora
non c'è stato ancora l'inizio di questa collaborazione. Qui semplicemente per riepilogare lo share responsibility model, diciamo, che viene adottato, ma che insomma, questo è molto standard da letteratura, dove il servizio di IaaS e BaaS ha un livello, diciamo, di responsabilità fra l'ente erogatore e l'ente invece che fruisce del servizio, diciamo, a livelli diversi fra IaaS, PaaS e colocation. Io avrei anche concluso, diciamo, la presentazione, sono andato un po' rapido per cercare di dare un po' una panoramica, insomma, di quelli che sono diciamo, di quello che è stato il percorso che ha intrapreso la Regione del Veneto, che l'ha vista, diciamo, rispondere a determinati requisiti e a raggiungere determinate certificazioni, per poi poter sottomettere i propri servizi IaaS, PaaS e SaaS, come abbiamo visto, diciamo, alla validazione, alla qualificazione da parte di ACM. Grazie Matteo Scarpa. Intervento, credo che sia importante che Regione Veneto racconti il nostro territorio quello che sta facendo, perché gli investimenti che fa Regione Veneto poi si ripercuotono anche sui servizi che hai anche citato bene tu, tutta la parte del mondo mai e quella delle gestioni pratiche edilizie e gestione delle attività produttive e quindi sicuramente è conoscere come ci stiamo muovendo e qual è insomma, il livello di qualificazione che abbiamo finora ottenuto e come dobbiamo tendere, è una cosa molto importante. Adesso con Luigi Bellio invece andiamo un po' più nel dettaglio di quello che è l'organizzazione per quanto riguarda il mondo MAI e la parte infrastrutturale. Grazie Matteo e a te Luigi, Grazie a voi. stiamo già vedendo la presentazione per cui puoi procedere. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, se puoi alzare un po' il volume, altrimenti va bene così. Un attimo. Provo a avvicinare il microfono. Perfetto, così è meglio. Perfetto. Allora, io sono Luigi Bellio e ho partecipato alla progettazione e alla distribuzione di alcuni prodotti regionali, come riportava prima l'ingegner Scusa, Scarpa. Scusa Luigi, non so, probabilmente hai dei riquadri aperti nello schermo che nascondono parte delle slide. Ok. Quale parte della slide? Forse avevi aperto la parte con le presenze o la chat che vengono in grigetto, almeno io vedevo Mm, oscurate. Scusate, Prova a provo condividere provo a solo ricondividere. solo le slide magari. Perché sto condividendo il documento, quindi un attimo. Proviamo così. Meglio. Io vedo uguale. Hai per caso il riquadro aperto di Zoom in fianco con tutti presenti? Mm, Sulla destra. Ah, ok. Meglio? Ecco, così si vede tutto. Perfetto. Ok, Grazie. scusate, grazie. No, no. No, stavo dicendo, come aveva anticipato prima l'ingegner Scarpa, ehm, ho in parte insomma, progettato e seguito la distribuzione di alcuni prodotti regionali, in particolare insomma, i prodotti mai, per certe versioni, insomma, MyPay e MyPortal. Allora, volevo recuperare intanto una slide dal precedente incontro in cui in maniera molto sintetica abbiamo esplicitato qual è la situazione in cui oggi questi servizi vengono erogati. Parliamo di un cloud ibrido, quindi della federazione del cloud privato regionale con un cloud pubblico. In questo caso parliamo di AWS, quindi Amazon Web Services. I due cloud, i due data center sono collegati da una connettività VPN bidirezionale. Sull'ambiente cloud pubblico sono state create delle VPC, quindi delle isole a livello network per ospitare gli applicativi di call out, staging e produzione
e la gestione dei servizi dell'infrastruttura sul cloud pubblico viene fatta attraverso una console che non è la console AWS, ma è la console prevista dal contratto Consip per le risorse e i servizi acquisiti in cloud. La rete un po' lenta, spero che si veda correttamente. Allora, cosa intendiamo per conduzione? Conduzione sostanzialmente noi dobbiamo definire quali sono i processi e quindi cosa dobbiamo fare, quali sono le procedure che dettagliano come questi processi vengono implementati e poi dobbiamo scegliere e utilizzare degli strumenti che servono a eseguire le azioni identificate da queste procedure. Quindi questi tre concetti fondamentali, processi, procedure e strumenti, sono quelli che dobbiamo mettere a fuoco nel momento in cui parliamo di conduzione in cloud, in questo caso su cloud ibrido. È chiaro che questi tre concetti sono tutti e tre fondamentali per avere un'organizzazione e una gestione efficiente del sistema. Cosa dal punto di vista dei processi, quali sono i processi che tipicamente dobbiamo implementare? La gestione delle risorse. Noi dobbiamo approvvigionarci di sistemi, dobbiamo approvvigionarci di capacità computazionali oltre che di storage, dobbiamo approvvigionarci di apparati di rete, eventualmente configurare questi apparati di rete affinché siano integrati fra il cloud privato e il cloud pubblico, e questa gestione appoggerà su delle procedure e su degli strumenti identificati. Di cosa ci occuperemo anche? Dobbiamo occuparci di monitoraggio delle prestazioni, quindi dei processi che siano in grado di osservare il comportamento del sistema per verificare se si sta comportando e sta rispettando i requisiti, i livelli di servizio previsti e eventualmente come diciamo così, questa carenza sulle prestazioni deve essere recuperato con quali interventi. Gestione della sicurezza, processi legati a garantire la sicurezza sui dati, la sicurezza sui servizi. Dobbiamo garantire l'accesso all'infrastruttura soltanto alle persone autorizzate e proteggere l'infrastruttura da minacce esterne che possono compromettere, insomma, la sicurezza del sistema. Dobbiamo dotarci di processi per la gestione dei dati, quindi vuol dire che questi dati devono essere archiviati in maniera sicura, di questi dati vanno mantenuti dei backup, anche questi backup su diciamo così, dispositivi qualificati e come dire, affidabili. E poi dal punto di vista dei dati potrebbe essere necessario dover gestire la sincronizzazione fra dati che stanno sul cloud privato e che stanno sul cloud pubblico. Dobbiamo darci un processo per la gestione delle capacità, perché di applicativi o di aggiornamento di quelli esistenti ne vengono sempre introdotti, e per cui è necessario pianificare e identificare le modalità con cui il cloud ibrido si adegua alle esigenze dal punto di vista della capacità computazionale e di storage. Procedure. Quindi abbiamo detto di cosa dobbiamo occuparci, quali sono diciamo così, i passi che devono essere eseguiti affinché questi processi siano correttamente implementati, quindi come gli strumenti che vengono identificati devono essere utilizzati. Abbiamo delle procedure per l'onboarding delle applicazioni, procedure che quando i servizi venivano erogati sul cloud privato erano fatti in un certo modo. Ora che il cloud è diventato ibrido, l'onboarding delle applicazioni sono procedure che prevedono l'integrazione anche di strumenti che sono messi a disposizione dal cloud provider pubblico. Procedure per la gestione degli aggiornamenti. Farò qualche caso d'uso proprio su questo. Mentre la procedura di aggiornamento per un cloud privato in qualche maniera è, come dire, soggetta a una decisione
in capo completamente all'amministrazione. Per quanto riguarda le applicazioni sono invece ospitate in un ambiente cloud pubblico, ecco, gli aggiornamenti delle applicazioni sono soggette a degli eventi che non sono controllabili direttamente dall'amministrazione, ma sono imposti dalle politiche di aggiornamento del cloud provider pubblico. Procedure per la gestione degli accessi, quindi quali strumenti abbiamo a disposizione, quali sono i passi da fare per abilitare gli utenti e dare agli utenti i ruoli necessari affinché questi possano implementare i passi previsti dalla procedura. Procedure per risposta agli incidenti possono cambiare. Un incident su un'infrastruttura privata segue un percorso, un incident su un'infrastruttura, per un servizio ospitato su un'infrastruttura cloud, potrebbe prevedere una procedura diversa per l'identificazione e la risoluzione dell'incidente. Gestione dei cambiamenti, o meglio il configuration management, anche qui l'introduzione del cloud privato comporta una diversa gestione e, diciamo così, censimento delle risorse dell'intera infrastruttura. Su quali strumenti dobbiamo appoggiarci per implementare queste procedure? Strumenti di monitoraggio delle prestazioni, quindi abbiamo necessità di utilizzare strumenti che siano in grado di misurare con delle metriche le performance degli applicativi, quindi sonda end-to-end piuttosto che monitoraggio su alcuni componenti funzionali all'erogazione del servizio. Piattaforme di gestione cloud, quindi questi sono strumenti sostanzialmente di provisioning delle risorse che sono messe a disposizione, sono acquisibili sul cloud pubblico e gestione, diciamo così, degli accessi all'infrastruttura cloud. Strumenti di automazione, dobbiamo integrare e adottare gli strumenti che consentono di automatizzare quelle che sono attività ripetitive in fase di provisioning o di aggiornamento del sistema. Strumenti di sicurezza, quindi cambia qualcosa dal punto di vista delle procedure, scusate, degli strumenti volti a garantire un detecting delle intrusioni piuttosto che garantire un accesso network e quindi firewall ai nostri sistemi nel momento in cui parte dei servizi stanno sul cloud pubblico e parte sul cloud privato. Strumenti di gestione dei dati, anche qui gli strumenti di backup o di archiviazione devono essere integrati con eventuali strumenti oppure adottare scelte, diciamo così, che su questo farò un esempio, diciamo così, che non coinvolgono strumenti dedicati messi a disposizione dal cloud provider pubblico, ma riutilizzare gli strumenti che già vengono usati sul cloud privato. Allora, 4 slide su quella che è l'esperienza che abbiamo fatto in questi pochi mesi con alcuni prodotti che sono migrati sul cloud provider pubblico. Per il momento l'esperienza che abbiamo maturato è che i processi non sono cambiati, nel senso che il cosa devo fare per erogare il servizio è sostanzialmente è rimasto invariato. Quello che è cambiato è il come lo devo fare ed eventualmente con che strumenti queste procedure devono essere implementate. Nuovi strumenti hanno naturalmente comportato un aggiornamento delle procedure. La scelta anche che è stata fatta di mantenere inalterate alcune procedure ha richiesto che cosa, per contro? Di riutilizzare gli stessi strumenti che sono già stati adottati, che venivano adottati sul cloud privato, anche sul cloud pubblico. Quindi, così dopo alcune interviste con i nostri colleghi, ho colto alcuni, diciamo così, evidenze forse significative di quello a cui si può andare incontro nel momento in cui passiamo a un modello di questo tipo. Una delle prime cose con cui ci si scontra è che la console, per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura cloud, del cloud pubblico, non è la console standard AWS, è una console messa a disposizione dal contratto console che ha delle funzionalità limitate. Quindi, ad esempio, qui ho tracciato un'osservazione fatta dai colleghi. L'abilitazione di un nuovo utente a un bucket S3, insomma, per chi non dimestichezza, si tratta sostanzialmente di un contenitore di file, ha richiesto l'apertura di un ticket a supporto. Quindi quella che prima era un'attività che poteva essere fatta completamente in autonomia
dall'amministrazione adesso ha richiesto l'apertura di un ticket verso il sistema di supporto del contratto per chiedere a un terzo di eseguire questa operazione, che è un'operazione che diciamo così, dovrebbe essere comoda e facilmente accessibile. Un altro aspetto di questo strumento è la scarsa profilabilità in termini di ruoli e permessi che può essere data agli utenti. Cosa ha comportato questo a livello di procedure? Delle modifiche, perché più utenti condividono gli stessi permessi sullo strumento, sulla console, e quindi il fatto che un utente possa fare soltanto certe operazioni è limitato non tanto da dei vincoli che si possono dichiarare a uno strumento, ma da comportamenti, quindi da una disciplina che gli utenti si danno per rispettare quelli che invece sono i vincoli posti dall'amministrazione. Un altro esempio velocissimo: l'orchestratore di Kubernetes, Amazon EKS, adotta politiche di aggiornamento previste dal cloud provider pubblico. Quindi ogni risorsa che viene acquisita dal cloud provider pubblico è soggetto a delle politiche di aggiornamento. In particolare quelle relative all'orchestratore Kubernetes comportano un aggiornamento che segue quello dei rilasci LTS della comunità Kubernetes, con una retrocompatibilità limitata. Questo cosa vuol dire? Che le applicazioni che vengono rilasciate su questo orchestratore devono essere aggiornate in maniera più o meno importante secondo una roadmap che non è quella scelta in autonomia dall'amministrazione o completamente in autonomia, ma è imposta, in parte guidata dalla roadmap di aggiornamento del fornitore pubblico. L'infrastruttura di virtualizzazione naturalmente è diversa, quella del cloud provider pubblico, e gli automatismi di discovery e di gestione delle risorse che sono disponibili sul cloud provider pubblico non sono gli stessi automatismi che invece avevamo sul cloud privato. Un esempio: mentre prima si creava una macchina virtuale sul cloud privato e questa veniva registrata automaticamente nel sistema di configuration management, queste registrazioni adesso devono essere fatte manualmente o in maniera semiautomatica. Altro elemento limitante è il fatto che tutto l'investimento fatto per automatizzare la parte di dispiegamento sul cloud privato, ad esempio appoggiandoci a strumenti come Ansible e Terraform, ecco, non sono così facilmente riutilizzabili sul cloud provider pubblico. Vanno fatti anche qui gli investimenti per il loro adeguamento. Venendo invece alle procedure che sono state mantenute, si voleva mantenere la gestione delle immagini che vengono orchestrate, delle immagini Docker, esattamente come adesso, quindi non fruendo in questo momento delle funzionalità eventualmente messe a disposizione dal cloud provider pubblico, il bilanciamento del carico, utilizzando gli stessi strumenti oggi adottati, le regole di accesso al network, la gestione dei backup e la gestione del monitoraggio. Quindi queste procedure si è voluto per il momento mantenere all'interate, e quindi per consentire questo gli stessi strumenti, i registri Docker, i bilanciatori, i firewall, gli agenti di backup e di monitoraggio che prima venivano utilizzati sul cloud privato sono stati reimpiegati anche sul cloud pubblico. Spero di essere stato abbastanza veloce per lasciare tempo ai colleghi. Io avrei finito e vi ringrazio. Grazie Luigi. Chiedo di chiudere la condivisione. E adesso diamo la parola a Mauro Bellesia, che ci spiegherà una circolare uscita recentemente sulla gestione dei costi del cloud, e perché tutto quello che è stato illustrato finora naturalmente va sostenuto economicamente, e anche come gestire le spese in conto capitale o in parte corrente è un problema che tutti gli enti pubblici devono affrontare. Buongiorno Mauro Bellesia, Buongiorno a che è tutti. ragioniere capo del Comune di Vicenza e componente dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero degli Interni. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, il mio compito è quello di commentare, mi hanno detto con un linguaggio meno tecnico possibile,
questa circolare, che bisogna rilevare già da subito, fin da subito, è un po' criptica ed è rivolta ad i ragionieri, i responsabili di servizi finanziari su come operare di fronte al passaggio in cloud di molti servizi. Quindi focalizziamo il tema. C'è bisogno di questa circolare perché sostanzialmente la spesa degli enti locali cambia la natura della spesa con i servizi in cloud. Le pubbliche amministrazioni non fanno più servizi diretti in tecnologie informatiche, in server, in strutture informatiche, ma utilizzano servizi in cloud. Ciò significa a livello amministrativo contabile che la natura della spesa non è natura di investimento, ma diventa un servizio che si paga a un altro soggetto che mette a disposizione i servizi in cloud per la pubblica amministrazione. Tecnicamente non si fanno più investimenti, le pubbliche amministrazioni non fanno più spese di investimento, quindi non operano direttamente utilizzando risorse finanziarie per attività patrimoniali che devono essere ammortizzate nel tempo, così come si fa anche nel settore privato, ma pagano un canone, pagano canoni di servizio a chi effettivamente fa questi investimenti in tecnologia informatica al posto delle pubbliche amministrazioni. Il problema che affronta questa circolare è i vari problemi che sussistono in questa fase di passaggio. Laddove le pubbliche amministrazioni hanno normalmente, quasi tutte, utilizzato un'entrata straordinaria, che sono i fondi del PNRR, nel caso specifico, possono avere anche aggiunto dei fondi propri di natura in conto capitale, inizialmente per effettuare investimenti di carattere informatico, ma poi, strada facendo, hanno cambiato idea, quindi occorre effettuare una variazione di bilancio per spostare questa spesa da spesa di investimento a spesa corrente. E qui sorge effettivamente il problema, perché questo passaggio, che è necessario, perché ogni spesa ha una propria natura e quindi deve essere in linea con la struttura del bilancio e con il piano di conti. Che vuol dire che le spese in conto capitale devono andare sempre nel titolo secondo di spesa, le spese correnti devono andare sempre nel titolo primo di spesa. Tra le spese correnti, ricordo, ci sono tutti i canoni, i costi normali di gestione, le spese di personale, tutte quelle spese che sono ripetitive nel corso degli anni. Mentre le spese in conto capitale sono qualificate come spese una tantum, che, come tutti gli investimenti, producono un'attività patrimoniale che produce benefici nell'arco di più anni. Proprio perché sono beni pluriennali, per questo motivo vanno ammortizzati secondo quello che i ragionieri sanno bene come processo amministrativo contabile. Bene, questa fase di trapasso si scontra con un principio fondamentale in tutte le pubbliche amministrazioni, Stato compreso, che è questo: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio degli investimenti. Provo a spiegarmi in due parole molto semplici. L'equilibrio di parte corrente regge sul fatto, dal punto di vista finanziario, che tutte le pubbliche amministrazioni devono garantire una copertura finanziaria di tutte le spese ripetitive con analoghe entrate che si ripetono ogni anno. Quindi le entrate da tributi, le entrate da trasferimenti correnti devono essere sufficienti per dare la copertura finanziaria a tutte le spese correnti in ogni pubblica amministrazione. Nel momento in cui l'amministrazione passa
da spesa di investimento a spesa corrente, ecco che si va contro una regola fondamentale amministrativo-contabile, che è proprio questa, nel senso che con un'entrata in conto capitale non si può mai e poi mai finanziare una spesa ripetitiva di parte corrente. Si può fare il contrario, cioè che le entrate correnti in surplus possono finanziare spese in conto capitale, ma mai il contrario. Questa circolare interviene facendo di fatto una deroga a questo principio fondamentale, che vuol dire che i responsabili dei servizi finanziari possono, in deroga ai principi vigenti finanziari contabili, fare una variazione di bilancio spostando spese in conto capitale che avevano inizialmente allocato in bilancio a spese correnti. Questa variazione di bilancio un po' anomala, bisogna dirlo, va motivata sulla base di questa circolare, che è la norma che consente di fare questo in deroga ai principi che abbiamo già da molti anni, e soprattutto va motivata anche nei prospetti degli equilibri di bilancio, sono dei prospetti apposta che sono fissati dalla legge sia per il bilancio preventivo sia per il conto consuntivo, vanno motivati con l'utilizzo di apposite voci nei modelli allegato 9 per quanto riguarda i comuni e le province, in cui vi leggo testualmente la frase: c'è la possibilità di indicare negli equilibri di parte corrente entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. Quindi si possono fare variazioni di bilancio, si può andare in deroga ai noti principi di equilibrio di parte corrente e di equilibrio di parte investimenti, citando questa circolare numero 8 e allocando queste risorse di parte corrente e parte investimento nella specifica voce che vi ho letto appena adesso. Non c'è per il momento nessuna pronuncia da parte della Corte dei Conti, non c'è nessuna ulteriore nota che spiega questo che vi ho appena tentato di spiegare in termini semplici. Ci saranno prossimamente, perché la Corte dei Conti, figuriamoci, le Corti dei Conti regionali cominceranno a deliberare anche su questo tema. Comunque le regole che vi ho appena detto sono effettivamente regole che devono essere accettate da tutte le pubbliche amministrazioni. Mi permetto di sottolineare un altro aspetto, che è quello che, attenzione, bisogna sempre assicurare la totale copertura delle spese, sia spese di parte corrente sia di parte investimenti, ovvero le variazioni di bilancio che si andranno a fare dovranno dare atto che non ci sono spese che in qualche modo non sono previste in bilancio, e questo vuol dire rispettare il principio della copertura finanziaria. Questo deve essere sempre rispettato. Vi dirò che c'è un passaggio nella circolare che mi suona strano, anche in questo caso lo leggo testualmente, il passaggio che dice che questa variazione deve essere effettuata una sola volta entro l'esercizio 2026. Questo non l'ho capito neanche io, a dire il vero. Quindi, perché una sola volta non riesco a darmi una spiegazione. Può essere un limite, ovviamente, ma generalmente quando si sa perfettamente quali servizi cambiano natura da investimento a cloud, insomma, con una sola variazione si dovrebbe risolvere il problema. Ultima cosa, questa variazione può andare anche oltre il termine temporale del 2026 e può andare oltre per tutto il periodo previsto dal contratto che si va a fare in cloud. Quindi questa deroga al principio generale di copertura
finanziaria degli equilibri di parte corrente sussisterà per tutto il periodo del primo contratto che si va a fare in cloud. Quando termina questo contratto, ovviamente poi si ritorna al regime normale. Quindi la circolare, in ultima analisi, va a tentare di risolvere un problema che è quello di superare una regola contabile che avrebbe di fatto inibito la possibilità, sotto profilo amministrativo-contabile, di spostare queste spese di investimento a spese di parte corrente, garantendo il rispetto di tutte le norme vigenti. Spero di essere stato chiaro, senza andare troppo sui tecnicismi. No, grazie invece mille, dottor Bellesia, perché insomma, allora, la prima cosa era dare l'informazione che c'è questa circolare, e poi mettere al corrente tutti i colleghi che c'è questa opportunità, perché naturalmente poi ognuno di noi, diciamo, che magari non siamo ragionieri, cioè, andremo a, diciamo, a concordare o comunque segnalare questa possibilità al nostro collega, che probabilmente sarà molto più informato anche sulle le tecniche, però almeno possiamo gestire questo tipo di contratti, anche perché alcuni contratti cloud, ma spiegherà nel prossimo intervento anche Telecom che gestisce il PSN, hanno anche una durata di 10 anni, quindi sono contratti anche con un periodo abbastanza esteso, e Esatto, per cui esatto. ecco. Poi se ci sarà necessità e colleghi magari ragionieri che hanno bisogno di approfondire tramite ANCI, magari organizzeremo un incontro, se fosse necessario, più di dettaglio per gli addetti, insomma, ai lavori. Bene, Grazie resto dell'intervento, a disposizione. Ok. grazie mille. Adesso diamo la parola all'ingegner Canato, dirigente dell'area infrastrutture, connettività e piattaforme tecnologiche dell'ULS 6 Euganea, che ci racconterà come in questo caso ha affrontato una migrazione verso il polo strategico nazionale, che è una delle opportunità di cui abbiamo disponibilità, e questa attività l'ha fatta in collaborazione con il fornitore Telecom Italia, che poi illustrerà quali sono i servizi che il Polo Strategico Nazionale può erogare per tutti i comuni che fossero interessati. Intanto grazie Nicola di essere intervenuto, e ti lascio la parola, e poi ci racconti la tua esperienza anche alla luce delle tue conoscenze e competenze. Ricordo, è ingegnere informatico. Prego, Nicola. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, la presentazione si vede, puoi procedere. Buongiorno a tutti, io mi occupo della area infrastruttura, connettività e piattaforme presso il 6 da quasi un anno, e sono stato coinvolto in questo progetto perché UL6, nell'ambito delle sue attività di pianificazione di interventi, aveva richiesto insomma i fondi PNRR per la migrazione in cloud di 6 servizi applicativi che sono erogati nell'ambito dell'assistenza al territorio. Quindi per poter chiaramente procedere con la progettualità, nell'ambito della procedura di adesione a quelli che sono i servizi offerti e contrattualizzabili nell'ambito del PSN, chiaramente abbiamo dovuto andare ad analizzare puntualmente quali erano le esigenze in termini funzionali e prestazionali, nonché di sicurezza, per poter riposizionare questi servizi applicativi nel tenant AUL6 all'interno del PSN. E questa attività chiaramente necessita di una progettazione a livello infrastrutturale e di networking che deve essere, a mio avviso, pensata fin da subito, in quanto risulta essere un'attività molto impattante per i servizi tecnici IT,
e che potrebbe insomma creare delle attività sul percorso critico del progetto che rischiano fondamentalmente di rallentare, ecco, il processo, avendo chiaramente delle tempistiche stringenti per quanto riguarda i finanziamenti PNRR. Tutto quanto il processo deve essere governato in modo puntuale a far data, insomma, dal momento della contrattualizzazione. In questo contesto, con l'aiuto, insomma, di professionisti di team, insomma, siamo andati a definire quelli che erano le tempistiche di migrazione, sia per i requirement infrastrutturali, connettività e security, ma anche con i partner, i fornitori applicativi e gli esperti applicativi AUL6, coordinando quelle che erano anche le esigenze in termini di readiness delle applicazioni per essere migrate nella nuova infrastruttura e facendo anche delle valutazioni di opportunità di restyling, anche se vogliamo, di quelle che sono le applicazioni che andiamo a migrare. Chiaramente per fare attività di questo tipo servono competenze ed esperienze su progettualità di questo tipo, quindi migrazione a infrastrutture cloud, IaaS, SaaS, ma anche conoscenze delle piattaforme PaaS fondamentalmente. E diciamo che dal punto di vista delle mie esperienze personali e dell'approccio, ecco, a questo tipo di progettualità, ho avuto l'opportunità, la fortuna, insomma, di lavorare in un ente medio-piccolo che è assimilabile, insomma, a un comune come volumi, a un piccolo comune come volumi, e queste progettualità le ho approcciate praticamente dal 2016, perché fondamentalmente c'era, per vari motivi, una strategia aziendale che spingeva fortemente alla cloud adoption fondamentalmente. E quindi mi sono occupato di dapprima migrare in cloud sistemi informativi piuttosto importanti, dapprima il sistema informativo amministrativo contabile, che è un sistema informativo a supporto chiaramente di diversi servizi aziendali che sono fondamentali per il buon funzionamento della macchina amministrativa. E successivamente, dal 2018, la riprogettazione e la migrazione in cloud del sistema informativo core business aziendale, diciamo che siccome lavoravo all'ESU di Padova, che è un ente strumentale della Regione Veneto, fondamentalmente copriva l'ambito di erogazione di servizi agli studenti dell'Università di Padova, quindi borse di studio, residenzialità, ristorazione. Quindi questa esperienza mi ha dato l'opportunità di definire un modus operandi, una strategia, ecco, di migrazione, ripensando fondamentalmente le infrastrutture in ottica dei modelli di servizio di erogazione del cloud, ecco. Quindi dapprima la connettività, quindi avere un design di networking sia al layer 2 che al layer 3 che sia standardizzato e che consenta di in qualche modo effettuare una segmentazione secondo le best practice per la sicurezza delle reti. E piani di indirizzamento per mia, diciamo, valutazione devono essere ripensati. Secondo me non è un buon approccio quello di fare una migrazione anche diciamo in estensione al layer 2 con stretching di VLAN e quant'altro, ma è molto più opportuno, ecco, andare a
ad utilizzare un piano di indirizzamenti nuovo e creare un'estensione del data center on-prem che sia interconnessa a livello al layer 3, diciamo, di networking. E devono essere posizionati nel cloud, nell'infrastruttura IaaS, anche i servizi di firewalling in modo tale da poter interconnettere le varie network e quindi sì, bisogna pensare anche a un'infrastruttura scalabile e sostenibile. Su questo ho fatto esperienza sia di interconnessioni IPsec tra peer fisici e virtuali, ma anche con proprio servizi di firewall as a services, ecco, anche dislocati cioè posizionati in regioni diverse, ecco. Quindi questa esperienza, diciamo, di migrazione al cloud l'ho riutilizzata chiaramente nell'ambito della migrazione al PSN, per cui piano di fabbisogni per la parte per i servizi applicativi e all'interno siamo andati a definire in modo puntuale anche queste tipologie di siamo andati a definire, ecco, queste tipologie di operatività a livello di infrastruttura e networking. Successivamente, tramite, diciamo, il piano fabbisogni, è stato proposto da team il progetto di fabbisogni che teneva conto di tutti quanti questi elementi e previa una valutazione anche dei servizi offerti nel PSN, siamo andati a selezionare quelle che erano le caratteristiche, le feature i servizi, insomma, che erano più opportuni per realizzare la progettualità. In questo progetto, diciamo, andrò a utilizzare anche servizi PaaS sui quali non ho avuto modo di fare un'esperienza prima, per cui andiamo a provare insomma, questo servizio direttamente in PSN. Team dal canto suo ha messo a disposizione, insomma, dei partner per effettuare queste attività e quindi stiamo lavorando insieme, stiamo cooperando proprio per la buona riuscita del progetto in tutte le sue fasi, non di minore importanza è sicuramente la parte amministrativa, la fase di produzione di tutti quei documenti e di tutti quegli atti che servono per arrivare alla contrattualizzazione e che deve essere tenuta sempre ben, come dire, deve essere puntualmente gestita in quanto anche quella può creare dei task che sono nel percorso critico e quindi vanno puntualmente governati. Insomma, ecco, importante per la mia esperienza è che l'amministrazione abbia la possibilità, metta in campo, ecco, delle risorse del personale competente, in particolar modo per la parte infrastrutturale networking, ma soprattutto per in qualche modo andare a esprimere bene quelle che sono le esigenze, avere la capacità di valutare le soluzioni offerte e poter quindi scegliere quella più idonea per la propria realtà da fondamentalmente andare a inserire nel progetto e contrattualizzare col fornitore. Dal punto di vista dei servizi, sì, ho richiesto, giusto se vogliamo entrare un po' nella parte un po' più tecnica, ecco, firewall pfSense, quindi firewall virtualizzati, su cui avevo già fatto un'esperienza sul cloud SPC,
L'infrastruttura SPC era un'infrastruttura completamente diversa da questa del PSN, era basata su OpenStack, fortemente customizzata, quindi aveva comunque delle criticità gestionali che vanno molto come dire, sono molto simili a quelle che sono state esposte nella precedente relazione, nel precedente intervento. PSN, sfruttando un'infrastruttura VMware, diciamo, è più forse vicina, ecco, all'esperienza che molte amministrazioni, molte amministrazioni hanno fatto col mondo della virtualizzazione. Ecco. Va bene, grazie Nicola della tua testimonianza. Insomma, diciamo che lui sostanzialmente l'abbiamo invitato anche per far capire come le esperienze precedenti fatte in cloud sono sostanziali per avere gli strumenti per poter affrontare anche la migrazione in PSN. Quindi anche per voi che affrontate magari per la prima volta col PNRR diciamo, la migrazione, ma non sarà l'unica, ok? Vivetela anche come un momento di maturazione, aumento delle competenze e conoscenze da costruire un proprio bagaglio per poi affrontare anche sfide molto più importanti che da qui, insomma, ai prossimi anni ci saranno sempre. Su questi percorsi non siamo mai soli, insomma, abbiamo o il team interno o il team esterni. Nel caso del PSN, quale fossero le amministrazioni che fanno questa scelta, uno dei partner tecnologici è Telecom Italia. Qui adesso abbiamo Sandro D'Antimo, che è il Key Account Manager di Telecom per il PSN, che ci darà qualche informazione generale su cos'è il polo strategico, come è costituito e quali sono poi gli strumenti messi a disposizione per le pubbliche amministrazioni che intendono andare verso il cloud, questo tipo di cloud, insomma, il cloud nazionale, che avrà anche le caratteristiche essenziali per enti come l'ULSS, dove ci sono i dati critici, o come abbiamo visto insomma nelle classificazioni precedenti. Prego Sandro, la parola. Ti chiedo di essere sintetico, dobbiamo dare anche spazio all'ultimo intervento, perché siamo un po' in ritardo su tutte rispetto insomma, agli interventi. Prego. Grazie a tutti, buona giornata. Vi porto via poco tempo. Era mio interesse rappresentare alcuni elementi di Polo Strategico Nazionale, di cui Team è uno dei soci di questa società di scopo, nata con una sua italianità proprio per mantenere un'autonomia tecnologica in questo ambito, come si diceva prima. Gli altri soci sono Leonardo, che porta l'esperienza di tutto il tema della sicurezza, Cassa Deposito e Prestiti, e Sogei, che porta anche tutta l'esperienza sia applicativa che di formazione di cui tanto abbiamo parlato oggi. La missione di Polo Strategico Nazionale è quella di realizzare una infrastruttura cloud tecnologicamente innovativa e indipendente per garantire fondamentalmente la sicurezza dei dati delle pubbliche amministrazioni che si affacciano al mondo del cloud. Sorvolo su quelle che sono le tappe che hanno visto fissare questa convenzione ad agosto 2026 per darvi alcune caratteristiche, alcuni vantaggi che possono essere per la pubblica amministrazione rappresentati dall'adesione al Polo Strategico Nazionale. La missione è quella di avere una sicurezza e una qualità dei servizi molto alta. L'infrastruttura di Polo Strategico Nazionale è qualificata I4 e molti dei servizi che vengono resi sia in termini di IaaS che di PaaS, quindi Infrastructure as a Service e Platform as a Service, sono classificati QC4. Un'innovazione tecnologica continua è una concessione che dura 13 anni, ma che vedrà via via degli aggiornamenti. Già il listino del 2022 nel corso di quest'anno, con confronti che si stanno facendo con il Dipartimento
della transizione digitale vanno ad ampliare il plafond di servizi che vengono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni, quindi un continuo aggiornamento. Speriamo, come diceva Nicola Canato prima, di portare una semplificazione di processi sia amministrativi ma anche tecnologici. Speriamo di offrire sempre questo aiuto e pensiamo anche che l'adozione al cloud possa aiutare quella che è l'efficienza e la sostenibilità, avendo investito moltissimo per offrire 4 data center sul nostro territorio che hanno caratteristiche di sostenibilità comprovate da importanti certificazioni. Come vi dicevo, e sarò veramente veloce, l'infrastruttura del PSN quindi si fonda su 4 data center, 2 coppie, una regional nord con Rozzano e Santo Stefano Ticino e una regional sud di Acilia e Pomezia. Le region nord e sud servono per garantire l'alta affidabilità del dato, invece la lontananza delle 2 region assicurano la possibilità di attivare dei servizi di disaster recovery fra la region nord e la region sud in caso di grandi catastrofi. Questi data center sono controllati da Security Operation Center proprio per garantire la massima sicurezza informatica e sono interconnessi fra loro con una rete dedicata intra-region a 100 gigabyte, quindi molto importanti. E viene garantita ovviamente la sicurezza fisica dei data center. Quali sono i servizi che possiamo trovare? Possiamo trovare tutta una serie di servizi, quindi partendo dai servizi di private cloud, che sono quelli più tipici di una struttura come quella del PSN, quindi la fornitura di infrastruttura virtualizzata e piattaforme per la gestione degli applicativi. Un esempio, quanto fatto per UL6 vede l'utilizzo di virtual machine in IaaS condiviso e quindi creare appunto, dare degli elementi computazionali, capacità elaborativa, spazio disco, memoria per creare le virtual machine che ospiteranno i 6 applicativi di cui prima ci parlava l'ingegnere Canato, in alta affidabilità, database costruiti su piattaforme per quanto riguarda UL6, sia SQL server che Postgres. Ovviamente tra le infrastrutture di platform as a service ci sono anche tutte le attività di Oracle. Una novità portata dal PSN è quello di portare virtualmente all'interno anche i servizi cloud offerti dai maggiori cloud service provider e garantire che i servizi offerti di questi cloud service provider, oggi c'è Google Cloud Platform, c'è Oracle con OCI piuttosto che Azure di Microsoft, permettono di garantire che o i servizi vengono erogati direttamente dalle region italiane o su delle infrastrutture che vengono derivati dai cloud service provider e posizionati all'interno del PSN, oppure con la securizzazione del dato che consiste nel prendere i dati, cifrarli, mantenere le chiavi di cifratura all'interno del PSN e poi portarlo nelle sale di cloud pubblico dei fornitori di servizi. Accanto a questo si sta creando un ecosistema di partner per garantire quelli che sono i servizi professionali che possono accompagnare le pubbliche amministrazioni all'interno di questa esperienza, sia per garantire e gestire le attività di migrazione, ma anche per aiutare la pubblica amministrazione a gestire i tenant nella loro vita. E quindi troviamo tutta una serie di professionalità che possono aiutare a sviluppare questo. 2 minuti e termino, quindi ciascuna amministrazione, speriamo con l'aiuto dei miei colleghi account di Telecom Italia, hanno la possibilità di progettare il proprio piano di migrazione. I servizi offerti dal Polo Strategico Nazionale possono essere studiati e si può creare un confronto
proattivo anche con noi per arrivare ad accompagnarvi nel processo di migrazione end-to-end e speriamo di garantire sempre alti standard di qualità con le risorse sempre tecnologicamente elevate che permettono di offrire capacità lavorativa, scalabilità, interoperabilità a tutti i vostri progetti. E l'ultima cosa che ecco, niente, ha già anticipato Nicola Canato quello che è il processo di adesione al PSN, quindi direi che possiamo terminare qua. Vi ringrazio per l'attenzione. Spero di aver recuperato un po' di tempo. Grazie Sandro, naturalmente le slide saranno messe a disposizione in maniera completa e Sandro immagino che anche ci siano i riferimenti di contatti eventualmente che volesse approfondire direttamente il servizio. E a questo punto abbiamo tra i nostri relatori l'ingegnere Renato Trappattoni, amministratore delegato di PA Digitale. Dovrebbe averci raggiunto. Eccomi, mi sentite? Bene, sì, la sentiamo, ma non vediamo se è un problema. Se s- Non la vediamo, so se sono perché forse non in primo piano. Federica, mi sembra un attimo. Sì, ci sono. Ok, no, allora avviare il video, se può avviare il video. Bene, così ci Perfetto. vediamo entrambi. Allora, diciamo che a conclusione di tutta questa panoramica del cloud, che oggi insomma, abbiamo cercato di far capire quali sono tutti i temi, no? Non possiamo in un evento di questo tipo approfondire tutto, ma ci interessava dare anche la visione ultima di questo intervento che riguarda soprattutto la gestione della sicurezza e come avviene la catena di responsabilità in cui ci immettiamo nel momento in cui aderiamo a servizi in SaaS. Alla fine non siamo responsabili di tutta la catena, abbiamo alcune responsabilità, per altre dipendiamo dai servizi che ci vengono erogati. Ehm, PA Digitale eroga servizi per gli enti pubblici, ma a sua volta utilizza servizi di altri fornitori. C'è stato, diciamo, questa interruzione di servizio per un periodo questo fine anno, giusto? È stato sotto 8 dicembre. dicembre. 8 dicembre ci racconterà come la società si è trovata ad affrontare un problema di questo tipo che potrebbe capitare a chiunque utilizza servizi cloud e quali sono, insomma, cosa hanno imparato da questa esperienza e quali sono anche i meccanismi di remediation che hanno applicato. Ringrazio ancora Grazie PA a lei. Digitale per essere intervenuti e do la parola per raccontare quella che è stata la vostra esperienza. È un'esperienza complessa, è un'esperienza dove uno non si vorrebbe mai trovare. Non c'è un libro, non c'è un libro scritto. Tra l'altro, negli interventi che mi hanno preceduto ci sono tanti elementi che poi fanno parte dell'evento. L'evento lo si può preventivare, lo si può gestire, poi darò degli elementi che hanno connotato la nostra fase di reazione. Se dovessi guardare a posteriori di quello che, con umiltà, ma anche con rigore, quello che lascia un evento impattante come quello che è stato quello dell'8 di dicembre è due parole sostanzialmente: catena di responsabilità, anche detta shared responsibility, e lesson learned. Non bisogna aver paura nel dire che da qualunque evento, nella vita normale o nella vita industriale, si viene a casa con una lesson learned. Diciamo, ho suddiviso 4 momenti proprio temporali, anche di pensiero e di serenità. Prima dell'8 di dicembre, tenete conto che PA Digitale è un erogatore di SaaS per tutto il mondo degli enti locali, abbiamo circa 1200 pubbliche amministrazioni, totalmente in SaaS, montate su un private cloud, un CSP certificato, un ACN compliant 307. Abbiamo sempre svolto
due temi fondamentali che ognuno di noi deve essere consapevole. Le chiavi di casa del nostro SaaS, del nostro IaaS, non le si può delegare a un terzo, il cloud provider. Sbagliato, con il senno di poi sbagliato. Abbiamo sempre cercato di lavorare anche in forma preventiva. Abbiamo sempre fatto i VAPT o in white box o in black box, sempre, ogni anno lo facevamo in due momenti di inizio anno e di fine anno, una logica sempre di testing di business continuity per vedere la reazione del cloud provider, e soprattutto abbiamo sempre creduto nell'aspetto metodologico, azienda PA digitale portata su ISO 20000, ISO 22300, ISO 27000 con tutte le linee guida che ne si conseguivano. Addirittura a settembre avevamo deciso di ampliare ulteriormente la ISO 27000 andando sulla ISO 27035, che è il meccanismo di gestione degli incident. Questo era la parte fino al 7 di dicembre, per cui livelli molto alti metodologici, livelli molto alti di verifica preventiva. Nostri, in termini, noi siamo una software house, facciamo application management, cioè siamo erogatori di applicazioni, sia quello del fornitore del cloud. Per cui controllavamo e monitoravamo il cloud. L'8 mattina, tra la notte del 7 e l'8, è avvenuto un attacco proveniente da territori russofoni, per cui un attacco che il prefetto Frattasi ha definito ovviamente un attacco di natura geopolitica, una parte dell'Oriente che si scatena contro l'Occidente. Anche qui l'effetto che abbiamo subito, abbiamo iniziato a imparare che ci possono essere attacchi particolarmente crudeli, ma con delle logiche di attacco abbastanza diverse. Si può attaccare per esfiltrare i dati, cioè portare fuori e rivendere nel mondo del dark web certi tipi di dati. Si può attaccare per far andare giù il servizio e non riuscire a farlo salire. Si può attaccare per distruggere l'architettura. Ecco, in questo caso l'attaccante russofono ha attaccato per distruggere le architetture di base. Questo è stato l'evento. Come abbiamo reagito al momento dell'evento? Ecco, qui arrivano, voglio essere testimone di quello che purtroppo per me ho vissuto in prima persona e anche con la collaborazione dei miei collaboratori. Ci sono alcuni punti che non stanno scritti nei libri, stanno scritti nella buona gestione operativa e anche talvolta anche nel buon senso. Allora, abbiamo deciso già dal giorno 8 e dal giorno 9, il giorno dell'attacco, intanto abbiamo preso le prime misure di difesa, chiusura e di protezione che l'esterno, che ha fatto tecnicamente una penetrazione est-ovest, ha attraversato le piattaforme tecnologiche di base, non ha fatto un'intrusione nord-sud, cioè non ha verticalizzato l'attacco sulle applicazioni, è stato entrante nelle tecnologie di base, è entrato da est, oltre che geograficamente anche da un punto di vista proprio tecnicistico, ha bucato le piattaforme, quelle tecnologiche, VMware, di industrie standard che stavano alla base. Prima subito con quelli che sono i meccanismi e i requisiti di comunicazione, data bridge, comunicazione verso tutti gli utenti, comunicazione verso gli eventuali partner, identificazione degli eventuali dati persi, comunicazione, sono operazioni che devono essere scritti sul decalogo di una responsabilità e una catena di responsabilità, comunicazione immediata verso ACN, verso Agid, verso l'autorità del garante. Ecco, noi su questa parte abbiamo trovato come dire, una mano, anche XIRT. Al nostro caso, essendo un attacco di natura geopolitica, abbiamo riferito anche alla presidenza del Consiglio dei Ministri, tenendo conto che avevano attaccato, tenete conto che hanno attaccato l'aggressore è russofono, l'aggredito è il cloud service provider, tutti quelli che sono erogatori di servizi SaaS sul cloud service provider si chiamano parti lese, compresi i clienti finali che sono parti lese della parte lese.
Le autorità onestamente ci sono state vicino, hanno collaborato con noi da un punto di vista geopolitico, da un punto di vista delle relazioni. Nella comunicazione abbiamo fatto 2 o 3 eventi che, anche per la dimensione e l'ampiezza, abbiamo fatto degli webinar, abbiamo contattato circa 1100 pubbliche amministrazioni, abbiamo avuto accessi di utenti finali che erano sbalorditi come noi dell'attacco, dell'aggressione russa, per cui con trasparenza abbiamo detto che cosa era successo, quali erano le policy di ripartenza e quant'altro. Questa è la parte, diciamo, quella, se vogliamo, non tangibile, cioè quella che comunque va fatta, ma è comunque tangibile da un inevitabilmente l'organizzazione del lavoro. Tenete conto che l'azienda ha messo a disposizione tutto l'organico disponibile che ha iniziato a fare per un'azienda che fa, tenete conto, una software house che lavora tipicamente nei cicli normali di produzione, è un'azienda che non fa cicli ogni 8 ore di rotazione del personale giorno e notte, se non in situazioni particolari. Tutto il personale ha iniziato a ruotare giorno e notte per riprendere, ricostruire. Tenete conto che dalle indicazioni, anche quelle centrali della sicurezza, c'è stato detto: congelate integralmente le architetture, ripartite da zero in Scratch, è stata ricostruita integralmente tutta l'architettura, partendo dal ferro, sistemi operativi, gli strati di VMware, gli industry standard e poi sopra le applicazioni. E automaticamente abbiamo iniziato a fare ripartire dal 18 di dicembre tutto il resto dei clienti che ovviamente avevano subito insieme a noi il down. Questo è l'effetto tangibile. Io stesso ho ringraziato anche pubblicamente tutti i dipendenti perché l'organizzazione ha funzionato in maniera, e su questo devo dire che in maniera preventiva, fare attività di business continuity, fare attività di VAPT, fare azioni controllate di crash and down. Uno sembra che dice è tempo perso, come fare la prova antincendio, usciamo, poi va bene, intanto non succederà mai l'incendio. Ecco, nelle prove antincendio molto spesso è 10 minuti che li sacrifico lì. Ecco, noi abbiamo visto che la formula preventiva dei mesi e degli anni con cui ci siamo preparati ci è servita, è stata un'azione fondamentale nella ripartenza. Questo è stato l'evento, poi gli elementi tecnici dell'evento a oggi sono ancora sotto sicurezza della parte del Ministero degli Interni, ovviamente ci sono attività giudiziarie in corso, mortua vita mea, al centro che Lockbit, che ha attaccato l'Europa, a sua volta è stato attaccato, notizie di giorni scorsi, dalla parte dei servizi segreti occidentali che hanno distrutto la base centrale di Lockbit 4.0. A ognuno il suo, insomma. Questo è quello che è stato l'elemento, diciamo, pre e contestuale all'evento. Lesson learned. Questo è un punto che è come quando ci si fa male, bisogna imparare qualcosa, farlo diventare patrimonio e valore dell'azienda. Ci sono 3 punti sostanzialmente che abbiamo preso come punti di riferimento. Uno, che è quello che avevamo già deciso di intraprendere. L'azienda, storicamente fornitore del mercato della pubblica amministrazione, abbiamo da sempre, da quando il polo strategico nazionale si è avviato, abbiamo attuato una politica di portare il parco clienti di PA Digitale, farlo transitare sul polo strategico nazionale. Era una politica che avevamo iniziato, parte dei nostri clienti, quelli o più grandi o più strutturati, si sono già avviati verso una logica di PSN. Noi collaboreremo, anzi abbiamo fatto una cosa contestuale, ma è casuale che il mio intervento venga dopo l'interlocutore di team. Abbiamo fatto una scelta andando sul PSN che ha sostanzialmente 2 region, la region di Acilia e di Pomezia e la region attorno a Milano, per dare come dire, una facilitazione tecnologica per le migrazioni. Abbiamo strutturato con team il passaggio verso i data center di Acilia e di Pomezia, che a sua volta poi sono sulla
facilitazione tecnologica per la migrazione sul polo strategico nazionale. Per cui il polo strategico, se lo volete vedere, non è tanto una conseguenza come lesson learned, ma è, come dire, un rinforzo che l'idea che avevamo inizialmente valutato trova e sta trovando un'accelerazione sempre di più. Due punti del lesson learned fondamentali. Uno è di natura organizzativa. PA Digitale fa parte di un gruppo industriale più ampio, ha definito a livello di gruppo quello che si chiama un cyber security team di gruppo. Tutte le logiche di accesso al dato, accesso ai sistemi, accesso alle transazioni, quant'altro è stato centralizzato con figure prese dal mercato e consolidate proprio per fare una logica di controllo della cyber security di gruppo. Ma elemento conseguente alla cyber security e di maturità della lesson learned è l'adozione di un CSO, un Security Global Operation Center, proprio per la gestione della cyber security. Quello è fondamentale, avere un meccanismo che non solo, oggi molti pensano e valutano la sicurezza perimetrale, è un centesimo dell'aspetto del problema. Il resto del 99% è l'unificazione tra la la sicurezza perimetrale e le tecnologie e le operazioni della sicurezza. Ecco, un SOC, brutto termine, è un acronimo, ma è il Security Operation Center, quello è fondamentale nella gestione della fase di rilevamento, prevenzione e risposta a qualunque attacco di natura di cyber security. Non ho voluto parlare di tecnologie, di tecnicismi, ho cercato di trasmettere in questi minuti elementi di organizzazione, elementi di vita vissuta e soprattutto, ripeto, quello che resta in fondo al bicchiere è la lesson learned. Quella è l'elemento fondamentale. Chiunque di noi, quando ti scotti con l'acqua calda, hai paura anche dell'acqua fredda, ma è una lesson learned. Impariamo da quelli che possono essere stati limiti precedenti o problemi che si è vissuti sulla propria pelle. Grazie mille, ingegnere Trappattoni, della testimonianza. Penso che sia anche un'occasione per tutti quanti anche di riflettere, insomma, su quali sono, cioè quando si fa un investimento, anche per gli enti, su questo tipo di servizi, quali sono tutte le attenzioni che devono essere poste, a seconda anche del punto della catena in cui ci si trova. Abbiamo visto anche cosa sta facendo Regione Veneto nella qualificazione per poter erogare i servizi agli enti, quando lo fa direttamente, quando invece si appoggia ad altri servizi. Io allora a questo punto abbiamo sforato, ma sono rimasti tutti ad ascoltarci, quindi sono anche contento. Abbiamo 5 domande a cui rispondere. Ehm, allora. Poi avevamo anche dei sondaggi. Federica, se vuoi intanto mandare, finché rispondiamo alle domande, mandare il secondo sondaggio, che era sulle, diciamo, difficoltà che gli enti possono incorrere o incontrare sui servizi di migrazione e servizi in cloud. Allora, una prima domanda per il Dipartimento era se per le attività di assessment contattate voi i singoli enti. Credo Alessandro che puoi rispondere. Sì, allora, per l'assessment ovviamente l'ente mette in asseverazione il progetto, dichiarando la conclusione e poi verrà contattato l'asseveratore. Benissimo. La seconda riguardava le società in-house che chiedono come si può avere qualche informazione in più, quale contatto per capire come potrebbero essere impostate le attività, immagino le attività di migrazione. Naturalmente dipende a chi, insomma, che tipo di finanziamento attingete, se non so se voi siete in grado o siete tra i destinatari di finanziamenti PNRR, avete tutta la disponibilità del Dipartimento della Trasformazione Digitale e del team territoriale. Nel caso invece pensiate di passare al PSN, avete la possibilità di contattare tutta la RT che supporta, la tecnica che supporta il PSN, quindi da Telecom Italia in poi. Invece per un'esperienza magari di confronto la potete fare con noi di Regione Veneto, bisognerebbe capire meglio qual è la vostra finalità. Una domanda per
l'ingegner Nicola Canato, non so se è ancora qui con noi. Sì, ci Nicola, sono. ci sei? Abbastanza complessa. Comunque sono stati gli impatti negativi in termini di latenza, se c'è stata, insomma, questa probabilmente l'avete anche valutata per il passaggio. Quali sono gli accorgimenti che sono raccomandabili oltre all'adozione di apparati Layer 3 per la parte di networking, convivenza on-prem e cloud. Vabbè, sulle appliance più tecniche sul PFSense per le performance e le VPN che avete utilizzato. Questa è la prima parte. Sì, allora porto l'esperienza precedente per quanto riguarda gli aspetti di prestazionali. In realtà non ho verificato latenze sulla connettività tra infrastruttura on-prem e infrastrutture IaaS in cloud. Parlo della infrastruttura su cui ho lavorato nell'ente precedente, in quanto prima, sì, non l'ho detto prima nell'intervento, però prima di andare a posizionare servizi in cloud bisogna fare un'adeguata valutazione delle infrastrutture dal punto di vista della connettività, per cui bisogna, se la connettività non è adeguatamente dimensionata, bisogna portarla ad un livello idoneo per poter chiaramente supportare il traffico del canale IPsec. Nel caso specifico ho usato VPN IPsec e avevo creato una maglia fondamentalmente tra 4 data center, perché avevo l'on-prem in cui inevitabilmente per la mia esperienza rimangono dei servizi, anche solo servizi IT per monitoraggio, servizi infrastrutturali che necessitano di un posizionamento vicino, diciamo, alle strutture aziendali. Penso per esempio a servizi di directory services, piuttosto che appunto monitoraggio, servizi di vulnerability assessment, se li facciamo con strumenti open source come OpenVAS per esempio, no? E avevo interconnesso il data center on-prem con il data center, cioè il tenant IaaS SPC Cloud, e i due cloud dei fornitori su cui avevo portato i sistemi informativi in SaaS, e collegati tutti in modo ridondante, per cui c'erano più VPN IPsec per ogni interconnessione, in modo che se per qualche motivo mi andava giù la connettività o c'era un degrado delle performance, i servizi venissero erogati e fossero raggiungibili tramite un'altra VPN IPsec che raggiungeva su un percorso diverso, diciamo, tra virgolette, gli altri data center che erano fondamentalmente ridondati per ogni ambito, diciamo, no? Quindi, per rispondere alle domande, impatti negativi sulle performance: se le infrastrutture sono oggetto di ristrutturazione e adeguamento per l'adozione dei servizi in cloud, non dovreste subire impatti negativi. Gli accorgimenti raccomandabili, sì, in realtà non sono andato a posizionare apparati fisici layer 3 nei data center, ma mi sono appoggiato alle infrastrutture esistenti fornite dal CSP, insomma, su cui si appoggiava il fornitore del servizio SaaS, piuttosto che all'infrastruttura SPC Cloud. Quindi ho lavorato principalmente con apparati, con firewall fondamentalmente, virtuali, tranne i firewall fisici, il cluster di firewall fisici che avevo on-prem, e la stessa infrastruttura, cioè lo stesso design progettuale lo sto riapplicando per il posizionamento dei servizi su PSN e PSR fondamentalmente.
E gli appliance pfSense hanno garantito delle buone performance, richiedono però delle specifiche professionalità, skill specialistici, ecco, per un'adeguata gestione, perché le appliance pfSense non mettono a disposizione delle, come dire, delle console particolarmente evolute, o comunque anche per fare troubleshooting si hanno a disposizione non dei log così, diciamo, strutturati come per le appliance fisiche in commercio, piuttosto che appliance virtualizzate di note marche, insomma, ecco. Quindi c'è del lavoro da fare, ci sono delle competenze da acquisire. È chiaro che non è pensabile di diventare esperti tuttologi su qualsiasi tecnologia, bisogna affidarsi a dei partner, a dei fornitori che diano idonee garanzie per soddisfare, insomma, quelle che sono le esigenze. Lato amministrazione bisogna essere in grado, bisogna essere competenti e sufficientemente per poter capire se i tecnici e gli specialisti messi in campo sono all'altezza, ecco, delle esigenze. Quindi è molto importante la governance di questi processi per la cloud adoption, perché chiaramente non possiamo, come si diceva in un altro intervento, delegare ai fornitori certe attività e certe responsabilità che spettano inevitabilmente all'amministrazione, insomma. Quindi bisogna essere fortemente skillati a livello gestionale quanto basta per quantomeno governare questi processi. Grazie Nicola. Forse sulle licenze VMware, anche in base all'acquisizione ultime, forse ci si può dire qualcosa, Sandro D'Antimo, se ha qualche indicazione, perché mi dico qui se c'è ancora. Sai se c'è qualche impatto rispetto a questa, diciamo, dismissione di alcuni tipi di licenze, oppure in cloud poi No, allora cambiano alcune. in cloud le licenze che permettono la virtualizzazione qualora si prendano i servizi IaaS sono già comprese nei costi mensili, quindi per il cliente, per l'amministrazione non c'è addebito di questo. All'interno del listino di PSN, quello che si possono trovare sono le licenze. Oltre che per le platform, ci sono anche i servizi di licenze dei sistemi operativi, normalmente Red Hat, Linux, piuttosto che di, di Windows, e quindi ecco, diciamo che il cloud va un po' a mitigare il problema segnalato Eh, Va bene, dal dal collega, nostro collega. certo, sì, sì, Grazie esattamente. Sandro. Invece un'altra per il Dipartimento, dice come vede il Dipartimento una migrazione in cloud attraverso l'housing di proprie soluzioni all'interno di PSN o cloud qualificati? Mm, una domanda generica, ma penso che è quello che è la richiesta della misura, giusto? Cioè, Sì, alla fine bisogna andare a vedere la tabellina che mostravo prima di esatto. ammissibilità, quindi bisogna capire da dove si parte, se, non so, considero quello che viene chiamato housing come, non so, un premi strutturato, allora posso andare verso IaaS, PaaS o SaaS, a seconda di quello che dice la tabellina. Poi, per maggiori dettagli, semmai può contattare Sì, l'account. esatto. Come gestire i servizi cloud a consumo difficilmente prevedibili con accuratezza? Avremmo voluto affrontare meglio il tema. Diciamo che anche Regione Veneto, che è da che è passata, diciamo, recentemente all'utilizzo di questo servizio, sta ancora diciamo, sta definendo un modello di monitoraggio, e direi che per questa domanda lo approfondiremo in un evento successivo, quando avremo abbastanza informazioni anche di esperienza da poterla condividere con voi. Ehm, Riassumo un attimo il punto di Alberto Favaro, in cui dice a chi conviene la strategia massiva di migrazione al public cloud. Diciamo che
provo a rispondere io, insomma, per una complessità complessiva dei servizi e per la qualità del servizio che dobbiamo erogare verso i cittadini che qui sono chiamate tutte le pubbliche amministrazioni, il modello del in-house ha necessità di una serie di competenze, qualificazioni e quindi costi di investimento in personale, oltre che di infrastrutture, che per un comune di piccole e medie dimensione credo che sia improponibile. Tornare ancora su questa richiesta, credo che sia anche, mi verrebbe a dire, antistorico, insomma, quindi eh, credo che tutto quello che è stato detto oggi vada visto non per la parte negativa, cioè di quelle che sono eh, le cose che possono andare storte, ma immaginate qual è stata la situazione che qui non abbiamo trattato di tutte quelle amministrazioni che sono state attaccate da virus, ransomware, no? E qual è stata la situazione a cui sono andati incontro, anche con basse competenze, e per la difficoltà di avere backup di un certo tipo, insomma, di avere, adesso non ci sono più forse i server sotto scala, però vuol dire, abbiamo visto, cioè, cosa bisogna avere per avere un'infrastruttura di livello QC1, cioè i livelli di sicurezza, organizzazione sono elevati, non sono più quelli di 2 anni fa, 3 anni fa, cioè, adesso forse siamo 5 anni fa, cioè, ecco, il mondo è completamente cambiato. Quale, vediamo poi cosa c'era, risposta dal vivo, l'abbiamo fatta. Questo è sempre il discorso delle spese. Vabbè, a quali mail si può chiedere l'attestato di partecipazione? Non è necessario richiedere, mandare nessuna mail. Ehm, Così ne approfitto, insomma, per, dare le ultime informazioni. Allora, l'evento è registrato, verrà messa a disposizione tutto il materiale attraverso la MyExtranet. L'attestato verrà rilasciato a tutti quelli che hanno seguito il webinar per almeno il 70%. Gli ultimi che sono rimasti, comunque sono già sempre una settantina di persone, volevo dare solo l'esito del sondaggio. Allora, quello della seconda parte, condivido i risultati. Allora, abbiamo chiesto quale criticità avete riscontrato o prevedete di riscontrare nella migrazione. Allora, un 38% ha dato come risposta, le risposte erano multiple, comunque un 38% sicurezza, gestione dei costi, integrazione, poi a scalare, competenze, migrazione e resistenze organizzative, un buon 15% anche resistenze organizzative interne, che non, veramente condividere le scelte è essenziale e fondamentale. Poi avevamo anche altre risposte. C'è una resistenza e poca trasparenza viene da parte dei fornitori, anche questo è uno scoglio che va insomma, ai fornitori presenti, insomma, per magari non sono, loro sono trasparenti, altro, ma insomma per tutti, cioè, è comunque un percorso, anche questo c'è una richiesta da parte della clientela di avere maggior trasparenza. E il rischio di lock-in, anche questo un buon 25% l'ha individuato come criticità. Eh, e poi l'ultimo sondaggio che abbiamo lanciato e che riguardava quali sono gli argomenti di cui vogliamo, cioè sono interessati tutti quelli che hanno partecipato per avere maggiore approfondimento, e un po' tutti gli argomenti che sono stati trattati e indicati hanno, diciamo, una buona votazione, quindi l'architettura, i modelli di integrazione, la sicurezza della catena di responsabilità, la privacy e la conservazione di dati, la gestione dei contratti, anche questi sono tutti temi, e poi qualificazione e adesione al PSN sono altre informazioni che a tutti vedo sono di interesse. Per quelli che hanno messo altro, hanno dato altre indicazioni, verranno da noi, diciamo, raccolte e approfondite in un secondo momento. Vedo che molti stanno salutando. Eh, Comunque anche i vostri messaggi in chat sono tutti salvati,
e così come le vostre domande le archivieremo e ne faremo buon uso per i prossimi eventi. Ne approfitto per fare i saluti finali, intanto a tutti quelli che hanno partecipato, quindi Alessandro Zanni del Dipartimento, Matteo Scarpa della direzione ICT, Luigi Bellio che è consulente tecnico per Regione del Veneto, Mauro Belesia, ragioniere capo del Comune di Vicenza, ingegner Nicola Canato dell'area infrastrutture dell'ULS 6 e Euganea, Sandro D'Antimo di Account Manager per Telecom Italia e l'amministratore delegato di PA Digitale, l'ingegnere Renato Trapattoni. Grazie a tutti per la vostra disponibilità agli interventi e salutiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo e che ci stanno anche salutando dalla chat. Grazie a tutti e alla prossima.